Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. La maxi inchiesta della Procura di Palermo su appalti e sanità, spunta un'altra talpa dalle intercettazioni, nuovi dettagli. Intanto l'avvocato di Cuffaro rinuncia al mandato per opportunità. L'ex governatore pare volesse ricandidarsi alla guida della regione. Intanto la Commissione regionale antimafia subisce una frenata e viene azzoppata per la rinuncia di alcuni componenti su cui pendono richieste di arresti e altre indagini. La bara bianca, tanti fiori e il silenzio di un intero paese che si è fermato per ricordare Peppe, il sedicenne ucciso sabato sera per uno scambio di persona. Il vescovo di Patti: abbiate la forza e il coraggio di dire di no a proposte che promettono tutto ma vi tolgono tutto. Scicli, violentata dall'ex fidanzato a 15 anni, arrestato il giovane accusato di aver approfittato della vulnerabilità emotiva della ragazza, sottoposta a torture di ogni genere. Il prete accoltellato a Gela, arrivano le scuse da parte della zia del giovane aggressore, affetto da gravi disturbi psichici. Francesco non è un mostro. Cresce nella nostra regione il numero di giovani che non cercano lavoro e non studiano. Tuttavia, da un recente studio di Assio Esercenti, si prevedono 90.000 nuove assunzioni. Troppo spesso però sono inadeguate le competenze professionali di chi cerca impiego. Catania capitale della cultura 2028, il comune svela le linee guida della sua candidatura. Per il calcio, Catania, Toscano studia le alternative in vista della partita con l'Altamura. Poca scelta a centrocampo, dove il punto fermo è di Tacchio. Jimenez intanto dialoga con la società per il prolungamento del contratto. Pieraccini titolare in difesa. Bentrovati. È un turbinio di notizie a 2 giorni dall'esplosione del nuovo scandalo sugli appalti truccati in Sicilia. Secondo la procura c'era una sola talpa, non c'era una sola talpa ma ben 2. Oltre al tenente colonnello dei carabinieri, anche un funzionario di polizia applicato ai servizi segreti informava gli indagati. Cuffaro voleva ricandidarsi alla presidenza della regione, ma ci dice tutto Manlio Viola. Non una, ma ben 2 talpe. Oltre al tenente colonnello dei carabinieri Stefano Palminteri, anche un funzionario di polizia applicato ai servizi segreti avrebbe dato consigli all'ex governatore siciliano Totò Cuffaro. Si tratta di Filippo Paradiso, anche lui nominato nelle 246 pagine dell'istanza della procura al GIP, nella quale si chiede di applicare gli arresti domiciliari a 18 fra politici e funzionari pubblici. Non solo talpe, ma anche politica. Vito Raso, storico collaboratore dell'ex presidente, parlando con terze persone racconta dell'intenzione di Cuffaro di ricandidarsi già nel 2027. Lui, Cuffaro, questa eventualità l'ha sempre negata in tutte le occasioni pubbliche. Intanto rinuncia all'incarico l'avvocato difensore proprio di Cuffaro, Claudio Gallina, una scelta di opportunità visto che anche lui è citato nell'ordinanza come organizzatore dell'appuntamento fra Cuffaro e il colonnello Palminteri. Si è poi autosospeso in queste ore il manager dell'Aspe di Siracusa, Alessandro Caltagirone, ribadisce di essere estraneo ai fatti ma fa un passo di lato anche per effetto delle pressioni politiche. Prende le distanze da tutti gli altri indagati invece Saverio Romano, con una nota dell'avvocato difensore Raffaele Bonsignore nella quale precisa che nei suoi confronti c'è soltanto un capo d'accusa e non l'intero sistema ricostruito dalla procura, e invita la stampa ad evitare voli pindarici. Intanto, sempre a Palermo, le inchieste in corso azzoppano la Commissione regionale antimafia a causa della rinuncia di alcuni componenti sui quali pendono richieste di arresti e altre indagini. Il presidente Cracolici invoca una svolta morale. Marco Gullà. Le inchieste, gli arresti e l'ultimo terremoto politico azzoppano la Commissione regionale antimafia. Partiti in 13, adesso restano in 9. L'ultimo a lasciare e a fare un passo indietro è stato Carmelo Pace della DC, su cui pende una richiesta di arresto nell'ambito dell'indagine su sanità e appalti. Prima avevano lasciato Castiglione, Gennuso, Geraci e Lavardera. Inchieste e arresti che offuscano il lavoro fatto dalla Commissione. Purtroppo temo che ce ne saranno altre in futuro. Tutto ciò ci obbliga a prendere atto che occorre una svolta in Sicilia, una svolta morale, una svolta che coinvolga anche gli elettori, ma che coinvolga anche gli esponenti politici che devono essere da esempio e non piegati agli interessi di pochi e agli interessi clientelari. Cracolici lancia un messaggio anche all'attuale governo regionale.
Ha bisogno però di un governo, e questo va detto con molta onestà, che oggi appare inadeguato a gestire la fase complessa e difficile che sta vivendo la nostra terra. È durato circa 3 ore il vertice di maggioranza a Palazzo dei Normanni con i segretari e capigruppo dell'ARS dei partiti di centro-destra. Sono stati discussi i contenuti degli emendamenti da proporre alla manovra di stabilità nella prossima riunione in programma mercoledì, sempre a Palazzo dei Normanni. Il centro-destra definirà il pacchetto delle misure. I partiti della maggioranza in una nota spiegano che gli sviluppi che in queste ore interessano la cronaca politica siciliana vengono seguiti con attenzione e senso di responsabilità, riponendo la massima fiducia nell'operato della magistratura e attendendo con rispetto gli esiti delle valutazioni in corso da parte degli organi competenti. E domani pomeriggio una giunta straordinaria potrebbe essere convocata da Schifani di rientro da Bruxelles. E poi c'è una notizia di cronaca che arriva da Agrigento perché muore dopo 2 operazioni. Ci sono 4 medici indagati appunto ad Agrigento. È morto a 47 anni per una sospetta occlusione intestinale dopo essere stato operato 2 volte. La procura di Agrigento ha fatto sequestrare dalla polizia le cartelle cliniche dell'uomo. 4 i medici indagati per omicidio colposo che a loro tutela potranno partecipare all'irripetibile esame autoptico. La famiglia del paziente, un uomo di Porto Empedocle, è difesa dall'avvocato Angelo Farrugia. Non tutte le morti sono uguali. Abbiate la forza e il coraggio di dire di no a proposte che promettono tutto ma vi tolgono tutto, l'ha detto il vescovo di Patti oggi celebrando i funerali a Capizzi di Giuseppe Di Dio. Peppe, tanta commozione e una comunità scossa per quello che è successo. Il ragazzo è stato ucciso a 16 anni per uno scambio di persona. Francesco Triolo. La bara bianca, tanti fiori, il silenzio di un paese, di una comunità, la melodia straziante della banda cittadina che accompagna il feretro, sin dentro la chiesa. Il santuario di San Giacomo gremito di persone. Capizzi si è fermata per l'ultimo saluto a Giuseppe Di Dio, il 16enne ucciso scorso sabato da un colpo di pistola non destinata a lui. I funerali sono stati celebrati dal vescovo di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco, che durante l'omelia ha rivolto parole forti in particolare ai tantissimi giovani presenti nel santuario. Ha chiesto che la morte di Giuseppe non sia vana, un messaggio di dolore e di speranza ha attraversato la Chiesa. L'invito del vescovo è stato quello di trasformare il lutto in impegno, la rabbia in responsabilità collettiva. Le morti non sono tutte uguali, come non sono uguali i percorsi di vita, ma morire così giovani, senza un motivo, è assurdo. E poi abbiate la forza e il coraggio di dire no a proposte che promettono tutto ma vi tolgono tutto, impedendovi di essere felici. Non permettete a nessuno di rubarvi la gioia della vita. Questa, ha aggiunto, è una comunità smarrita che chiede sicurezza con azioni incisive. Quindi l'uscita della bara dalla chiesa. Un applauso e silenzio, tanto silenzio per una tragedia che ha scosso tutti. Lui 21 anni, lei 15. Lui abusava di lei, la minacciava e la costringeva pure a rubare in casa dei suoi stessi genitori. Una brutta storia che arriva da Scicli e che si è conclusa con le manette. Desiree Ferlito. Maltrattamenti, violenza sessuale, vessazioni e minacce. A subirli una ragazzina di 15 anni a Scicli, nel Ragusano. Il carnefice, il suo ex fidanzato di 21 anni, che avrebbe approfittato della vulnerabilità emotiva dell'adolescente per sottoporla a torture di ogni genere. Le indagini della squadra mobile sono partite dopo la denuncia fatta lo scorso settembre dai genitori della quindicenne, che si sarebbero accorti che qualcosa non andava. Dalle indagini è emerso che la ragazzina era stata costretta a subire le violenze dall'inizio della relazione sentimentale lo scorso maggio e che avrebbe taciuto per paura. Oltre a essere costretta a compiere atti sessuali, la ragazza è stata indotta a rubare denaro e oggetti preziosi ai genitori, consegnandoli al fidanzato, che approfittando della situazione avrebbe utilizzato indebitamente anche il bancomat di famiglia.
Per questo motivo l'indagato è accusato, oltre che di violenza sessuale, maltrattamenti, anche di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Per l'orco sono scattati gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Da fuoco contro il cancello di un pensionato ottantenne al villaggio Bellavista di Porto Empedocle. Le indagini sono a cura della polizia. La scientifica ha ritrovato e sequestrato più bossoli, alcuni dei quali inesplosi. Andiamo a Gela, adesso a poche settimane dall'accoltellamento in sacrestia il parroco della chiesa del Carmine, Don Nunzio Samà, è tornato a celebrare messa. Prima della funzione la richiesta di perdono da parte della zia dell'aggressore affetto da gravi disturbi psichici. Gerri Italia. Nella chiesa del Carmine, Don Nunzio Samà è tornato all'altare per la prima messa dopo l'aggressione subita a fine ottobre. Il sacerdote, dimesso da pochi giorni dall'ospedale Vittorio Emanuele, era stato vittima di un accoltellamento mentre si trovava in sacrestia. A colpirlo era stato Francesco Acia, 26 anni, affetto da gravi disturbi psichici. Il giovane è attualmente detenuto in una REMS. Ieri Don Nunzio è tornato sull'altare. Sicuramente celebrerò con lo spirito di lode e di ringraziamento, no? Dire grazie al Signore e alla Vergine Maria che mi hanno custodito. Veramente possiamo dire che ho ricevuto un miracolo. Prima della funzione si è svolto un incontro tra il sacerdote e la zia del ragazzo, Concetta Acia. La donna ha chiesto perdono a nome della famiglia. La zia ha ricordato come il nipote avesse sospeso la terapia negli ultimi mesi con un peggioramento evidente delle sue condizioni. Francesco dice però non è un mostro. Dietro Francesco ci sono cose e storie molto lunghe alla quale lui ha avuto anche dei traumi infantili e questa reazione non so neanche io come spiegarla. Però posso dire che mio nipote non è un mostro. Concetta ha rivolto un appello alle istituzioni per maggiori interventi di assistenza e monitoraggio delle situazioni psichiatriche fragili. Non solo per Francesco, perché Francesco si è visto che ha fatto questo gesto, però ce ne sono tanti altri come Francesco. Un aiuto proprio alle istituzioni per questi ragazzi. Durante la messa Don Nunzio ha confermato il suo perdono e ha sostenuto l'appello della famiglia, chiedendo più attenzione verso chi soffre di disturbi mentali. A Ragusa 2 fratelli di 38 e 34 anni sono stati arrestati ai domiciliari per aver aggredito un dottore della Guardia Medica di Piazza Igea e per aver danneggiato la struttura. Si erano rivolti alla Guardia Medica per una ferita causata da un incidente domestico e pretendevano che il medico gli applicasse dei punti di sutura. Il dottore invece li ha rimandati al pronto soccorso e questo ha fatto scattare la loro ira. Insultato e aggredito, il dottore ha dunque dovuto richiedere l'intervento dei carabinieri. Migliaia di farmacisti incrociano le braccia anche in Sicilia per lo sciopero nazionale indetto per chiedere uno stipendio adeguato al costo della vita e più rispetto per la loro professione. Abbiamo, dicono, il contratto dei commercianti e non dei professionisti della sanità. Adelaide Barbagallo. Dietro un bancone a dispensare consigli, servizi, vaccini, farmaci, telemedicina con uno stipendio medio di 1.600 euro per 40 ore la settimana, considerato inadeguato per il costo della vita e per la loro professione. Da Catania a Palermo è scattata anche in Sicilia l'agitazione dei farmacisti e delle farmacie private convenzionate con il servizio sanitario. Chiedono il rinnovo del contratto di lavoro fermo da anni e scaduto nel 2024. L'aumento del costo della vita negli ultimi 5 anni è stato spropositato e gli stipendi dei farmacisti sono sempre ridotti a quello che erano 5 anni fa. A Catania il concentramento in piazza San Domenico e corteo in via Androne per raggiungere la sede di Federfarma regionale. Nel catanese sono dislocate 300 farmacie con oltre 1.000 farmacisti che ci lavorano. Titolari, mi rivolgo a voi, la farmacia vostra un giorno cesserà di esistere se continuiamo così. Siamo considerati una categoria commerciale, pur avendo un camice, una laurea e 5-6 anni di studi, non siamo arrivati ad ottenere quello che è la nostra professione, la qualifica della nostra professione. Lo sciopero è indetto dalle federazioni di categoria Filcams CGL, Fisascat, CISL e Wiltux, dopo la rottura delle trattative con la parte datoriale Federfarma. Questo è quello che vi offre Federfarma come aumento di stipendio, per voi è irrisorio? Sicuramente uno stipendio troppo basso per le nostre valutazioni, la nostra dignità. È da 15 anni che siamo fermi con 2 rinnovi che sono stati soltanto di circa 50 euro lordi. Per Federfarma l'aumento di 360 euro mensili è una richiesta irrealistica.
In Sicilia cresce il numero dei NEET, i giovani che non cercano lavoro e non studiano. Da uno studio di Assoesercenti però si prevedono 90.000 nuove assunzioni, ma cresce il divario tra offerta e competenze professionali di chi cerca impiego. Giusy Lazzara. Il tanto agognato posto fisso appartiene ormai al passato e il lavoro stabile sembra una chimera, soprattutto in Sicilia, dove cresce il numero dei NEET, giovani che non studiano, non cercano lavoro e non seguono corsi di formazione. La percentuale sfiora il 40% della misura di una crisi sociale, con un giovane su 3 tra i 15 e i 34 anni che non trova impiego. E dire che il recente studio di Assoesercenti Sicilia sui dati di Unioncamere e Ministero del Lavoro sulla carta dice che le imprese siciliane prevedono 90.000 nuove assunzioni entro dicembre. Il turismo, il commercio e i servizi alla persona si confermano i principali motori dell'occupazione nel trimestre ottobre-dicembre 2025. Le maggiori criticità invece sono nel reperire personale nel settore tecnico, artigianale e nei servizi alla persona. Anche le tipologie dei contratti fanno segnare un più 73% di assunzioni a tempo determinato e un più 15% a tempo indeterminato. Il mercato del lavoro siciliano mostra segnali di risalita ma anche limiti strutturali, visto che il 40% delle figure richieste non si trova per l'assenza di competenze professionali di chi cerca lavoro. È necessario ridisegnare il sistema regionale della formazione professionale rapportandolo a quelle che sono i fabbisogni reali delle imprese. Il Comune svela le linee guida del suo programma per la candidatura di Catania Capitale Italiana della Cultura del 2028. Ce le illustra Adelaide Barbagallo. Catania è il barocco, è l'Etna, è la grande letteratura, è la Norma di Bellini, è un hub logistico di connessioni via terra, mare, aria, nel cuore del Mediterraneo. Catania ha tutte le potenzialità per candidarsi Capitale Italiana della Cultura 2028. Oltre un centinaio le realtà che hanno partecipato all'elaborazione del programma dal titolo Catania Continua. È una città che vuole coniugare le bellezze del passato che ci sono state donate da chi è venuto prima di noi con la nostra capacità di essere parti del futuro, con la nostra forte azione nel campo della tecnologia e dell'innovazione. Poi su cosa puntiamo? Puntiamo su un connubio, su una sintesi molto forte a Catania tra arte e scienza, arte e natura, arte e rigenerazione urbana, cioè non è la bellezza per la bellezza, la cultura per la cultura, ma la cultura per migliorare la città e essere cittadini e cittadine di Catania in questo momento. Il progetto invita a guardare in alto e in profondità, connettendo geografie urbane diverse, centrali e periferiche, in un unico disegno di rigenerazione. A 81 anni torna tra i banchi è Mario Puccia, medico in pensione di Modica, ora studente di Scienze Motorie a Ragusa. Tra i ragazzi appena diplomati segue le lezioni con attenzione e curiosità. Veronica Barbarino. In seconda fila, sguardo concentrato durante la lezione di anatomia umana. Tra studenti neodiplomati c'è lui, Mario Puccia, 81 anni, medico in pensione di Modica, tornato sui banchi universitari per studiare Scienze Motorie a Ragusa. Ha lavorato come meccanico e ha conseguito il diploma da geometra nel 1969, poi una laurea in medicina, specializzazione e master vari. Il lavoro, la pensione e lo scorso giugno il diploma all'Istituto Agrario. A settembre ha capito di non essere ancora stanco di studiare. Tanto per togliermi in giro, per non parlare della Juventus, per non parlare di politica. Tutti me l'hanno sconsigliato, ma cosa ci porta, ma cosa fa fare, ma non avere casembieccio. Ma sta scherzando, io non mi sento vecchio. L'università di oggi, tutta una sorpresa. Si parla di chimica ad alto livello, che ai miei tempi non si era fatta. Si parla di anatomia, ma fatta in una maniera così fatta bene, perché oggi si proiettano le slide, e sentire un po' che novità ci sono nella scienza medica è importantissimo. Continuare a imparare lo fa sentire vivo e in aula si fa notare. È uno stimolo per me in più per spromare reminiscenze passate in questo studente, diciamo, che veramente ci allieta le lezioni con domande di interesse anche di natura diagnostico, patologico. Un clima sereno quello tra Mario e i suoi compagni, che adesso si prepareranno alla prima sessione. Spero di trovarmi bene anche con i professori,
che avranno pietà di me quando farò gli esami. E di sicuro questa curiosità e questo entusiasmo dovrebbe essere contagioso anche per le nuove generazioni. Ci fermiamo per una pausa, tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, perché il Catania domenica trova all'Altamura al Massimino. Imenez è un'alternativa in mediana, mentre in difesa Pieraccini sarà titolare. Marco Carli. I social spiegano e raccontano, come sempre, i momenti e anche gli stati d'animo. Imenez lo fa attraverso il suo profilo Instagram, il gruppo del Catania, con alcuni giocatori nei giorni di riposo a Madrid per vedere il Real, ma anche magari il momento personale da raccontare, forse non il migliore in campo per quanto riguarda Imenez, ma con l'intenzione che lo sia. Al giocatore, lo sappiamo, è stato proposto un prolungamento contrattuale fino al 2028. Le due parti, il procuratore e il club, si parlano, i tifosi sperano e non solo loro. Lunetta, fra gli altri, mette una reazione inequivocabile, una firma, la testimonianza di un gruppo sano che Toscano ha modellato e che adesso attende l'Altamura. Di Imenez abbiamo già detto da lunedì, con l'infortunio di Aloy diventa un'alternativa in mediana, anche se le opzioni primarie al momento restano sempre di Tacchi e Quaini. Caturano, dopo varie settimane di lavoro in gruppo, vuole giocarsi una maglia con Forte. Pieraccini, dopo la maxi squalifica di Gherardi, giocherà nella difesa 3 con Di Gennaro e Celli. Stati d'animo contrapposti a Siracusa e Trapani. I Granata cercano la terza vittoria consecutiva, mentre in casa aretusea è il momento delle riflessioni. La partita contro il Latina potrebbe essere decisiva per il tecnico Turati. Sentiamo Francesco Triolo. È il momento delle riflessioni in casa Siracusa, riflessioni a 360 gradi per il presidente Alessandro Ricci. La classifica è da allarme rosso, ultimo posto, ma soprattutto le 10 sconfitte in 12 gare di campionato pesano. Marco Turati viene dato in bilico, anche contro il Giuliano lo era. La partita contro il Latina però potrebbe essere quella decisiva per il futuro del tecnico. Occorre che la società però trovi un allenatore pronto e con gli stimoli giusti per prendere in mano questo Siracusa. Squadra e tecnico sono in silenzio stampa per volere proprio della società, che sta iniziando già a valutare il rafforzamento dell'organico nella finestra di mercato di gennaio, sperando di non essere in ritardo per i correttivi. È chiaro che domenica però contro il Latina diventa fondamentale, e non solo per il futuro di Marco Turati. Dopodomani invece scende in campo il Trapani. La vittoria di Crotone ha dato continuità a quella col Cerinione e adesso si punta al Tris col Picerno, giocandosi in anticipo di sabato alle 14:30. Il tecnico Totò Aronica ha dovuto cambiare il programma degli allenamenti di questa settimana. La condizione della squadra è considerata abbastanza buona. Aronica non potrà contare sicuramente su Benedetti, che deve scontare un altro turno di squalifica, e l'infortunato Nicoli, che sta completando il lavoro di riabilitazione e dovrebbe tornare a disposizione tra qualche settimana. Nuovo deferimento per il Trapani. Ancora una volta alla base del provvedimento del procuratore federale ci sono violazioni amministrative nella gestione economica della società. Tra le inadempienze contestate il mancato pagamento entro il 16 ottobre degli emolumenti di agosto e settembre ai tesserati, deferito anche il presidente Valerio Antonini. Ci fermiamo ancora per una pausa, torniamo tra poco. Bene, non ci sono dunque aggiornamenti per questa edizione, è tutto. Grazie per essere stati con noi da parte mia e dei tecnici della regia. Un buon proseguimento di serata. Arrivederci.